saluto cordiale a tutti voi che mi ascoltate dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dall'Italia. Mi chiamo Enrica Maggi ed esercito la professione di avvocato nello studio legale Maggi Brandl Katolnik, che opera dal 2009 a Klagenfurt in Carinzia, a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Sono qui oggi per parlarvi di Austria e di come costruire al meglio le relazioni con gli austriaci, se il vostro desiderio è quello di produrre, lavorare, investire e dialogare positivamente con questo paese. In diverse puntate di questo tutorial vi presenterò similitudini e differenze dei modi di pensare ed agire in Austria rispetto all'Italia, di cui è non utile e forse necessario essere a conoscenza per non partire con il piede sbagliato. Già subito vi invito a scrivermi via email per farmi delle domande sugli argomenti che vi racconterò, alle quali risponderò nelle prossime puntate. Allora, iniziamo! L'Austria rappresenta un sistema paese davvero molto attraente, non solo per imprenditori stranieri, ma anche per cittadini che volessero ivi trasferire la propria residenza, al fine di cercare un lavoro o semplicemente viverci. In particolare, il sistema giuridico tributario dell'Austria è molto stabile e ciò costituisce un importante supporto agli imprenditori nella pianificazione del loro business, anche a lungo termine. Oltre a ciò, la maggior parte degli enti pubblici austriaci che supportano gli imprenditori sono piuttosto veloci nel rispondere alle domande che vengono loro rivolte. In un'ottica prettamente imprenditoriale, tali enti pubblici considerano l'imprenditore come il vero motore dell'economia e pertanto cercano di agevolarlo quanto più possibile. Sicuramente anche il sistema tributario austriaco è incentivante, in quanto accanto ad un'aliquota IRES per le società di capitali pari al 25%, all'assenza di IRAP e di studi di settore, permette in linea di principio l'intera deducibilità dei costi inerenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Anche per i privati l'Austria offre innumerevoli vantaggi. In particolare si possono annoverare un sistema sanitario pubblico davvero molto efficiente, gli svariati supporti anche economici che vengono erogati alle famiglie con bambini e un sistema scolastico duale che permette agli studenti, già durante il periodo di apprendimento teorico, la possibilità di svolgere la pratica. La natura e i paesaggi mozzafiato che si possono trovare in Austria fanno poi da perfetto contorno. Nonostante l'Austria sia un paese vicino, comunque le norme che vigono in tale paese sono in parte differenti rispetto a quelle italiane e pertanto spesso il fai da te porta a commettere errori che possono compromettere la credibilità del soggetto straniero in territorio austriaco. Perciò è sempre utile appoggiarsi a consulenti del luogo che con la loro esperienza e conoscenza possono introdurre il soggetto straniero all'interno del paese, permettendogli di fruire di tutti i vantaggi che quest'ultimo offre. Per ora mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima puntata su questo sito, scrivetemi subito e con grande piacere risponderò ai vostri quesiti. Un carissimo saluto a tutti e voi da Enrica Maggi.